Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e devo fare una confessione, che a forza di assegnare Bamba non mi ricordo più il Bamba di questa settimana. Beh, ti capisco, perché la galleria è infinita in effetti, e quindi come io stesso a volte devo far mente locale subito prima di entrare in onda, e quindi direi che te lo introduco e tu lo commenti, perché poi il punto sono le ragioni, no, che ci hanno stupito. Certo. Anche perché si tratta di un grande ritorno. Noi già in passato assegnammo l'ambito premio al sindaco di Milano Beppe Sala. Sì, impossibile non premiarlo. Lui è sempre tra i papabili, ecco, questo dobbiamo dirlo onestamente. Sì. Però nella fattispecie il motivo più clamoroso, te lo vado a illustrare, lui, sai che è un appassionato ciclista, diciamo, no? Nell'ultima sortita che ha fatto in questa veste, ha fatto una pedalata di 210 km, insomma una roba seria, ma ha condiviso sui suoi social la foto della sua veste da ciclista, eccetera, coi calzini in primo piano ostentati, che raffiguravano il volto di Ernesto Che Guevara, e lo ha definito nel testo che accompagnava la foto un compagno di viaggio. Come la vedi? Insomma, sono veramente indignato, perché caspita, a parte il fatto che i calzini vanno messi bianchi, e questa è una regola abbastanza normale, ma poi addirittura addossarsi i calzini di Che Guevara per fare una pedalata è qualcosa anche di disgustoso, una cosa che non solo fa ridere, ma può anche disgustare. E immagino che la maggior parte dei cittadini di Milano, che conoscono i disastri di questa città, il cui sindaco non è mai riuscito a provvedere, immagino che insomma ci sia una sorta di come si può dire, quasi di rifiuto totale di un sindaco del genere. Sì, anche perché io partirei da, insomma, chi era Che Guevara? Perché va bene che sui social ormai si cazzeggia di tutto, no? Però Sì. il sindaco della, per molti versi, più importante città del paese definisce compagno di viaggio un noto pluriassassino, uno che durante la rivoluzione cubana diceva, riferito agli avversari politici, no, dei comunisti, nel dubbio fucilare. Quindi insomma un sincero garantista, nel dubbio fucilare, che fa sempre bene. Sì, è proprio un garantista di grande spessore, una cosa che ti impegna. Infatti Che Guevara era diventato il simbolo dei comunisti italiani, e per anni hanno celebrato il Che Guevara come se fosse un eroe, in realtà era un assassino volgarissimo, di una ideologia che non sta né in cielo né in terra, della quale però evidentemente il nostro sindaco ha attinto per darsi delle aree, per dimostrare ai cittadini che lui è uno di sinistra, e quindi meriterà adesso la terza volta, non può diventare sindaco, non può diventare qualcos'altro, e lui si sta preparando per qualcos'altro di importante, sostenuto ovviamente dai comunisti. Per cosa si sta preparando secondo te? Intanto esiste la Fiera di Milano. Certo. No. Poi già è a capo della Scala, quindi si è già portato avanti. Adesso poi vedremo alle elezioni se ci sarà qualche cosa di interessante. Sinceramente io vedo che lui non vuole mollare il potere, quindi qualcosa si inventerà, e sono pronto a scommettere qui questa mattina che
succederà questa cosa e ce ne ricorderemo, perché noi di questo programma abbiamo magari qualche deficienza mentale, ma abbiamo una buona memoria. No, questo è sicuro. Tra l'altro, sai cosa mi colpisce? Per molti versi, no, Beppe Sala, più che uno che segue l'ideologia, uno che segue la moda, no? Cioè la moda politicamente corretta, è uno che fa Sì. sempre dichiarazioni arcobaleno, no? Pro LGBT, sui diritti degli omosessuali, eccetera. Mi fa abbastanza sorridere però, perché Che Guevara era un noto fucilatore, internatore di omosessuali, perché li giudicava dei debosciati borghesi, ecco. Sì, però bisognerebbe saperlo, e secondo me il nostro sindaco non lo sa, perché spesso la presunzione è accompagnata dall'ignoranza. Ah, questo è vero, potrebbe in effetti non essersi reso conto, diciamo, del controsenso che stava per lui. Che Guevara vale la bandiera arcobaleno, insomma, cioè tutto pur di farsi notare, diciamo, sostanzialmente. Infatti, io credo che le cose siano così. Quindi questo premio lo diamo molto volentieri col cuore. La mia bamba è tutto suo e se ne può vantare da oggi in poi. Sicuramente. Tra l'altro ti aggiungo una, come dire, sottomotivazione, detto che quella di Che Guevara è clamorosa, perché obiettivamente è anche una cosa grave se volessimo prendere sul serio. C'è anche quest'idea che, tra le altre cose, Sala, come dire, è un tassatore compulsivo, no? È uno a cui piace, diciamo, attingere dai contribuenti milanesi, e sempre questa settimana si vede che era in vena il sindaco. Ha detto che dal 2026 ha in mente Sì. di far pagare l'area C agli automobilisti anche nel weekend. Sì, ho letto questa prodezza e credo che non succederà, altrimenti i milanesi secondo me se lo sbranano. Si sbranano il sindaco, perché una cosa simile sarebbe veramente da censurare, e i milanesi che sono sì, pazienti e tutto, ma non sono così cretini da sopportare un provvedimento del genere. Sì, anche perché di balzelli a Milano, come dire, ce n'è già a sufficienza. No, c'è un'orgia. Esatto. Sul finale ti volevo solo chiedere questo: detto che Sala ha gestito Milano con questo mix di ideologia, di ottica appunto tassatrice, diciamo così, di divieti e balzelli, diciamo il centrodestra alle prossime elezioni deve battere un colpo e presentarsi in modo competitivo, ecco, su Milano. Sì, infatti io sono convinto che alle prossime elezioni la sinistra non dovrebbe riuscire a raccogliere i voti sufficienti per seguire in un'amministrazione di sinistra. Sono convinto che la destra ce la farà, perché ha dimostrato molto più buon senso anche proprio nell'amministrazione dei cittadini. Esatto, e questo, diciamo, è anche il nostro augurio per smettere di vedere queste scene che collegano il sindaco di Milano a Che Guevara. Sì, con Che Guevara in bicicletta. Sì, una versione parodistica, diciamo. E ribadiamo il bamba con grande convinzione a Beppe Sala, e ti ringrazio come sempre, Grazie a voi. e ti do appuntamento a giovedì prossimo. A presto. Ciao direttore, buona giornata. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Ferro.